Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Una buona giornata a tutti, cari amici delle stelle, ben ritrovati nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Anche oggi vi auguriamo un buon ascolto. Ariete, mercoledì sereno, fate tesoro delle cose che vi vengono dette da chi ha a cuore il vostro benessere. Un pomeriggio rilassante poi vi regala buon umore. Se siete interessati a un cambiamento di lavoro, allora guardatevi intorno e seguite le piste più convincenti. Toro, la luna armonica a Urano rende la giornata ricca di nuovi spunti, particolarmente favorevole per l'arte o la ricerca spirituale se vi interessa. Uno sguardo lucido e disincantato vi consente di vedere chiaro ovunque si focalizzi la vostra attenzione. Gemelli, qualcuno vi tiene sotto controllo, evitate gli stratagemmi per risparmiare la fatica e mostratevi solerti e intraprendenti. Buoni appoggi soprattutto da Giove oggi. Avete voglia di un sogno, sarebbe facile idealizzare il partner, ma la fantasia è divergente dalla realtà. Cancro, una dolce sensazione di appagamento, di calore che date e ricevete dagli altri concorrono ad accrescere la sicurezza e a dare il meglio di voi. Con la luna che invia raggi benevoli al vostro segno avrete il desiderio di fare qualcosa per gli altri oggi. Leone, delusi dal comportamento ambiguo di una persona che credevate amica, oggi faticate a trovare il passo giusto, anche a causa di ritardi nelle comunicazioni. Andando oltre l'orgoglio e oltre il vostro solito orizzonte, riuscirete ad appianare ogni controversia. Vergine, gioie nel cuore e nella professione, condite da un pizzico di fortuna. Non arrivate a sera senza aver fatto programmi dettagliati per la settimana. Contro il sentimento nulla può la ragione, vivete l'amore fino in fondo pur nella sua complessità. Bilancia, una giornata lievemente inferiore alle aspettative, quella di oggi, ma piuttosto serena. Dando valore alle piccole cose potrete godervi l'armonia familiare e il calore degli affetti. Dedicatevi a tutte quelle occupazioni che spesso, per questioni di tempo, siete costretti a trascurare. Scorpione, come di consueto la luna nel Toro mette a soqquadro le emozioni, facendo affiorare gelosie, sospetti e rancori mai sopiti. Meglio fare piazza pulita. Il cielo invita a godervi ciò che tenete strettamente in mano piuttosto che ricorrere a sogni proibiti. Sagittario, mettete al primo posto la concretezza, cercando di non smarrirvi in desideri di rivalsa e puntando direttamente a ciò che reputate importante. Se l'instabilità sentimentale vi rende malinconici, allora analizzate ciò che accade dentro e fuori di voi. Capricorno, complice la luna, per voi è un mercoledì straordinario, tutto procede a gonfie vele, con la dovuta energia gli impegni si risolvono senza fatica. Faccende domestiche, lavoro, investimenti filano con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Acquario, affrontare le diatribe domestiche con calma e riflessione vi consentirà di avere una visione obiettiva che porterà infine alla soluzione migliore. Se facendo una revisione trovate qualcosa che non funziona, forse è perché siete troppo convinti di essere dalla parte della ragione. Pesci, ottima atmosfera grazie alla luna che vi rende seri, affidabili e motivati nella professione, un antidoto contro la distrazione e la superficialità. Vivete l'amore in piena libertà, ogni incontro, anche se fugace, è sempre occasione di crescita. È tutto quindi per il nostro appuntamento di questo mercoledì. Le stelle di Radio.0 vi augurano una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0